le conferenze del ciclo Venezie. Oggi ascolteremo Massimo Orlandini che ci parlerà dell'eredità industriale del Novecento come patrimonio per il futuro, per progettare il futuro di Mestre e di Porto Marghera, e ci racconterà degli imprenditori Paolini Villani, Vidal e Colussi. Vi invito poi a segnarvi in agenda l'appuntamento del 6 novembre, quando Federico Moro ci racconterà del secolo lungo di San Marco, il periodo che va dal 1381 al 1499, quel tentativo ambizioso ma fallimentare della Serenissima di unificare la penisola italiana. Come al solito, sul tavolo posto nel corridoio trovate i foglietti in cui eventualmente indicare nome, cognome, numero di telefono e indirizzo mail per essere informati delle nostre prossime iniziative. Chi non fosse ancora inserito nelle nostre mailing list. Al termine poi della conferenza, una volta compilato il modulo, lo potrete lasciare a me o a Giovanni, il signore che ha alzato la mano. Ecco, esaurite le comunicazioni di servizio, lascio ora la parola a Cristiano Costantini, il presidente dell'Associazione Il Circolo Veneto, per un indirizzo di saluto. Bene, grazie a Silvia, grazie a tutti voi qui presenti. È la prima volta che mi vedete su questo tavolo per questa occasione con questo titolo di presidente, però nella sala c'è Cesare Campa che si nasconde là in fondo, che è stato presidente e c'è sempre a fianco anche in questa avventura che prendiamo in mano. Mio è un saluto e un ringraziamento a voi qui presenti, perché siete il nostro pubblico, ma siete la comunità che noi vogliamo incontrare, una parte della comunità della città che noi vogliamo incontrare e portare cultura. Ringrazio Antonio Manno perché ci organizza questo bellissimo ciclo di conferenze, poi parlerà lui di questo che va verso la conclusione e aspettiamo con ansia di conoscere il prossimo ciclo, e ringrazio il relatore Orlandini che sicuramente porterà un'ulteriore serata interessante sul tema che ci propone. Io del Circolo Veneto vorrei solo ricordare che oltre a questo ciclo di conferenze organizza tante altre occasioni di cultura per la città. Siamo qui al Candiani, quindi non posso non ricordare il Premio Mestre di Pittura che qui sta svolgendo la sua... No, scusate, avevo zittito. Niente, basta, scusate, chiudo. Non era zittito. Il Premio Mestre di Pittura che qui al Candiani ha in svolgimento la mostra delle 60 opere finaliste dell'edizione 2025 e si trova l'esposizione al terzo piano. Questa mostra si chiuderà il domenica 12 ottobre, quindi chi non l'ha ancora vista invito a visitarla. A questo proposito devo ricordare che nell'ambito delle conferenze dei mercoledì del Premio Mestre di Pittura, mercoledì prossimo ci sarà l'ultima conferenza di quest'anno che è dedicata alla presentazione delle opere vincitrici del concorso di quest'anno. Opere vincitrici che verranno comunicate e premiate domani sera al Toniolo, quindi da sabato mattina tutti noi sapremo quali sono le opere che hanno vinto tra le finaliste esposte l'edizione di quest'anno. Mercoledì alle ore 18 in questa sala possiamo ritrovarci per avere la presentazione da parte di Marco Dolfin, che è il segretario della giuria tecnica. In quella occasione è importante perché oltre che ai primi 3 premi acquisto del concorso si parlerà anche del premio della giuria popolare assegnato quindi con le voti della giuria popolare, e tutti quelli che hanno votato sono invitati, quindi componenti della giuria popolare, cioè tutti quelli che hanno votato con il sistema che vi è stato proposto, sono invitati a essere presenti perché in quell'occasione verranno estratti anche
omaggi, dei ricordi, dei gesti di riconoscenza che il Circolo Veneto vuole dare a chi si è impegnato non solo a visitare la mostra, ma anche a esprimere un proprio giudizio, che sarà molto interessante. Lo spoglio lo vedremo, anche quello, il risultato dello spoglio lo vedremo domani sera, ma intanto abbiamo già programmato per mercoledì questa opportunità. Un altro appunto che voglio dire, dopo lascio la serata al tema per cui è convocata, abbiamo bandito in questi giorni il premio letterario, la 6ª edizione del premio letterario Racconto Breve. Questa è l'immagine con cui si propone e lo trovate nel sito del Circolo e man mano in questi giorni verrà distribuito anche in altre occasioni. Vi ricordo che la scadenza per presentare eventuali testi è fissata a febbraio, adesso il giorno dopo esatto non lo ricordo, ma comunque è febbraio, quindi c'è tempo, ma è un concorso aperto a chi ha più di 25 anni e chi ha meno di 25 anni, 2 sezioni. Quindi chi di voi ha piacere di cimentarsi con la scrittura o già si cimenta con la scrittura, siamo ben contenti di poter accogliere e leggere anche i vostri racconti. Racconti brevi, devono essere racconti, quindi narrativa, non saggi, studi, e quindi ci aspettiamo di incrementare quest'anno, che è la 6ª edizione, anche la partecipazione degli adulti, diciamo, gli over 25 a questo concorso. Mi zittisco qui perché il Circolo Veneto fa tante altre cose, ma non è una conferenza sul Circolo Veneto, è una conferenza su questo tema interessante che ci propone Orlandini, o meglio, di cui parlerà Orlandini, ma che ci propone Antonio Manno, su Porto Marghera e Mestre, e quindi io mi zittisco e passo la parola a Manno direttamente. Grazie. Grazie a Cristiano Costantini, che è sempre molto, molto attivo e fa tantissimo per Mestre. E tra le tante cose che fa e che organizza, mi permetto io, e questa è un'iniziativa mia, di segnalare una cosa che lui ha taciuto per umiltà, per discrezione, ma che è la bellissima mostra che ha organizzato al Laurenzianum su Ernani Costantini, una mostra di pittura che vi invito io ad andare a vedere, curata da Dolfin. Il Laurenzianum è praticamente la vecchia scoletta dei Battuti che trovate di fianco al Duomo. La mostra è aperta fino al 19 di ottobre ed è ingresso gratuito. Una mostra veramente bella che riguarda, è a tema perché sono i dipinti di Ernani riguardanti Venezia, con una saletta invece molto particolare riguardanti i temi sacri, perché Ernani è stato molto attivo nelle chiese, in particolare di Mestre. Lo faccio veramente di cuore perché l'ho già vista e vale veramente la pena. Bene, prego. La conferenza di stasera di Massimo Orlandini, diciamolo subito, è un'eccezione nei criteri seguiti dal progetto Venezia, perché chi di voi ci segue sa che in genere affrontiamo e chiamiamo studiosi, appassionati, esperti a parlare di temi riguardanti la storia della dominazione veneziana di Mestre, temi riguardanti la storia di Venezia, ma soprattutto, diciamo, nell'epoca moderna fino alla caduta della Repubblica e agli inizi della prima dominazione austriaca. È un'eccezione che però di cui siamo onorati, perché dal punto di vista cronologico riguarda il Novecento, no? E allora va spiegata perché, soprattutto da chi appunto come me organizza queste conferenze, abbiamo voluto fare questa eccezione. Perché io non conosco da molto Massimo, ma poi ho avuto modo di guardare le sue pubblicazioni, i suoi lavori, e nei lavori di Massimo, anche se lui si occupa del Novecento, c'è qualcosa che ci interessa dal punto di vista metodologico ed è fondamentale, perché noi siamo convinti che parlare del passato, anche di quello più recente come quello del Novecento, e quindi
riportare alla luce il tema della memoria e quindi di affondare ricordi nel passato di Venezia e di Mestre sia fondamentale per progettare il futuro, ed è questa esattamente l'impostazione metodologica che Massimo ha nelle sue pubblicazioni, ed è la ragione per cui io ho voluto fare un'eccezione, non solo per l'interesse dei temi di cui lui si occupa, ma proprio per l'aspetto metodologico che Massimo adopera, ed è un approccio che ha anche un nome, si chiama Heritage, ed è inteso come una ricerca sul patrimonio e l'eredità della imprenditoria, in particolare per quanto riguarda Massimo dell'imprenditoria veneziana e mestrina, in particolare di Porto Marghera. Quindi interesse per ciò che ci dirà, perché ci parlerà di alcuni casi emblematici, alcuni casi studio di cui lui si sta occupando, come quello della Paolini Villani, della Vidal e da ultimo quello della Colussi, che è una ditta che voi conoscerete molto bene, perché so che il pubblico di Venezia è anche molto goloso, quindi conoscerà sicuramente i biscotti della Colussi. Ed è un libro straordinario che vi segnalo e che vi invito a sfogliare, a guardare ed eventualmente anche ad acquistare, perché è l'ultima delle grandi fatiche di Massimo. Il libro è stato fatto in collaborazione con Marzari, no? Si intitola Colussi 1791, una ricetta di famiglia, ed è stato pubblicato dalla Silvana Editoriale. Si tratta di una lunga ricerca che comincia appunto da prima della caduta della Repubblica e arriva fino ai nostri giorni, e in questa ricerca sono emersi documenti riguardanti la storia della famiglia, ma soprattutto l'attività industriale, e da queste continue battute fatte da Massimo sono saltate fuori anche cose curiose ma straordinarie, come per esempio le vecchie scatole di latta, no? Che poi hanno fatto da traino anche nella pubblicità che la Colussi ha curato attentamente nei decenni del Novecento, anche perché Massimo Orlandini nella vita si occupa di pubblicità industriale, vero Massimo? E quindi è anche particolarmente attento a questi aspetti, e ha scritto tantissimo. Non è il caso adesso di enumerare i suoi saggi, le sue monografie. A me premeva soffermarmi su questa che vi ho appena segnalato, anche perché questo libro sui Colussi ha ottenuto un premio che io reputo molto importante, ed è il premio Valori d'impresa promosso da Confindustria Veneto Est, quindi a riconoscimento di questa ricerca e di questo studio corposo e molto approfondito. Massimo ha scritto tanto altro, per esempio, qui leggo dal suo curriculum, per esempio ha collaborato a un'altra pubblicazione sul taglio che vi dicevo di Heritage locale, che si intitola 1924-2024, 100 anni di vetro a Porto Marghera, che sarebbe la storia dello stabilimento Pilkington, no? L'ex Vetrococche. E tra l'altro, perché poi Orlandini è una persona che è attivissima, sta curando un altro progetto editoriale estremamente interessante, che quando poi sarà terminato speriamo di poterlo illustrare, che è relativo alla storia del mondo delle drogherie veneziane, i vecchi spezier, se non sbaglio, no? Ma non solo veneziane del centro storico, ma anche veneziane a Mestre. Ce n'è una che è tuttora attiva, che tutti conoscono, che non faccio il nome, ma insomma è una drogheria famosissima che si trova in piazza Ferretto. Quindi la visione che ha Massimo è questa: studiare il passato in funzione del futuro, studiare il tema dell'alimentazione nel passato per vedere quali sono state le ricadute e quelle che potrebbero essere le ricadute nel futuro. Perché appunto, sono parole anche sue, dice: il futuro non si inventa ma si progetta.
macinando anche l'acqua passata. E su queste parole io gli lascio la parola e lo ringrazio tantissimo per il suo contributo. Ok, grazie davvero per queste parole immeritate, perché come dico sempre in una presentazione di questo genere ci sono anche piccole precisazioni. Con il libro di Colussi al mio fianco c'è stato un grande autore che ha scritto anche il libro sulla storia della CINAR, che è Simone Marzari, quindi abbiamo fatto le cose insieme in 4 lunghissimi anni, anche perché non siamo uomini da libri corti, e quindi l'ultimo è stato di 600.000 battute, ci abbiamo messo un po' di tempo. Bene, passo subito io ringrazio naturalmente il Circolo e tutti quelli che mi hanno aiutato in questo frangente, ma vorrei intanto dirvi che vi ho preparato dei pacchetti di interesse per quanto riguarda Porto Marghera e Mestre in questo tipo di attività, mischiandole insieme, in quanto la mia attività editoriale, io lavoro nel settore editoriale da 42 anni nel mondo delle fiere internazionali, ma penso di aver conosciuto personalmente circa 5.000 imprenditori, dai più piccoli ai più grandi, e mi sono fatto un'idea anche del tessuto industriale italiano. Da questo l'idea anche di studiare l'heritage marketing, che è una novità per l'Italia da circa una ventina d'anni, che questo sistema di approccio è entrato anche da noi, e soprattutto è legato all'impresa e alla sua memoria, in quanto, come diceva bene Antonio, e lo ringrazio di questa presentazione, in quanto lo studio del passato in funzione del futuro, non qualche cosa che sia una marcord, ma qualche cosa che sia l'utilizzo del perché si è avuto successo nel passato per digerire questo insegnamento e proiettarsi nel futuro. Quindi l'heritage marketing è una leva molto potente che arricchisce le aziende e magari anche le guida meglio che non appunto guardare solo avanti e non guardare a quello che hanno fatto i nostri giganti del passato. Faccio un esempio: nel caso per esempio di Vidal o di Colussi o di Paolini Villani, abbiamo studiato in questi ultimi 10 anni queste aziende, perché sono aziende longeve. Le aziende longeve servono come driver per quanto riguarda la tipologia di successo che può avere un'azienda, cioè quanto può durare nel tempo. Quindi attualmente si studiano aziende come la Colussi, che hanno passato rivoluzioni, hanno passato governi, hanno passato guerre, guerre mondiali, non so, problemi di qualsiasi tipo, e sono arrivate fino a noi. Questo è lo studio, l'approccio heritage. Contemporaneamente gli studi storici di questa tipologia editoriale, che è l'editoria di impresa, si è evoluta da un tipo di editoria autoreferenziale, cioè celebrativa. Scattano i 100 anni dell'azienda e si festeggia, si fa un libro. Non è più così, ma si tende a valorizzare proprio quello che l'azienda ha fatto di buono nel passato, digerirlo in qualche maniera e proiettarsi verso il futuro. Questo è l'heritage, quindi è patrimonio, è eredità industriale, ma anche del territorio, è anche ricaduta molto importante sul territorio. Le aziende in questo momento stanno investendo su questo tipo di aspetti, come la sostenibilità, la famosissima sostenibilità di cui si parla molto, è diventata fondamentale come asset, è diventata estremamente fondamentale anche l'eredità patrimoniale di un'azienda. Molte aziende fino a poco tempo fa, consigliate magari dal commercialista che dice butta via tutto dopo che sono passati 10 anni, si sono riviste invece il loro precedente documentazione, sono nati anche archivi industriali salvati dall'oblio. Quindi l'heritage si basa su 3 gambe, io dico sempre. Una è la monografia. Di solito quando un'azienda chiede a se stessa ma com'è stato il mio percorso, vogliamo scriverlo, si arriva alla coscienza di fare un passo editoriale
che può essere anche filmico, può essere anche digitale, non è un problema, dove ci si vuole raccontare. Ecco, in questo momento si passa poi al fatto di scoprire che per fare il libro ci vuole un archivio. Può essere un archivio disordinato, possono essere poche carte, l'azienda ha avuto delle vicissitudini, si sono persi dei pezzi, benissimo, ma comunque è un modo per cominciare e per riscrivere la propria storia e di catalogare quello che si ha. Successivamente a questo, il passo successivo è il museo d'impresa. È un altro legame con il passato che serve proprio per illustrare anche in maniera più fattiva quello che si è fatto nei decenni o nei secoli precedenti. In Italia ci sono alcuni capisaldi che parlano di heritage, mi pregio di ricordare OMI, che è l'Osservatorio di Monografie d'Impresa, che è un contenitore di monografie di tutta Italia, ricercate e collezionate presso la Università di Verona, assieme naturalmente anche all'idea di un'associazione e di un premio, che è il premio OMI, che mi pregio di essere arrivato in fondo nelle terne finali un paio di volte. Questo è un premio nazionale biennale che premia lo sforzo delle aziende di raccontarsi. Altra cosa importante è sul territorio, ha citato il premio Valori d'Impresa di Confindustria Veneto Est, quindi la nostra Confindustria, Palazzo Giacomelli a Treviso, dove è iniziato anche qui l'idea di raccogliere editoria d'impresa. Ricordo che l'editoria d'impresa in Italia, che ha una grande storia nel Novecento, è forse la più importante a livello mondiale come settore d'appartenenza. Dobbiamo essere orgogliosi perché dal punto di vista della grafica degli autori e di quello che è stato prodotto soprattutto anche da grandi istituti come banche e assicurazioni, non ce n'è per nessuno, nel senso che l'Italia è in assoluto al mondo quella che ha prodotto più monografie d'impresa. Il fatto è che bisogna anche raccoglierle, avere il modo di collezionarle in posti sicuri, perché purtroppo stiamo perdendo anche questo pezzo del Novecento. Insieme a questo ci sono delle associazioni che si trovano nel associare le aziende longeve e quindi quelle che hanno avuto una storia molto lunga. Mi pregio anche qui di ricordare che la Colussi, per i nostri studi che hanno retrodatato il marchio di 130 anni, ma alcuni studi sono arrivati nostri già al 1690, recentemente è stata inserita nel gotha delle aziende mondiali come aziende più longeve dal punto di vista familiare. Cosa vuol dire? L'associazione Lesson Kiens a Parigi, dopo un lungo iter anche scientifico, accetta un nuovo socio purché abbia 200 anni ininterrotti di vita familiare aziendale, cioè la famiglia deve aver gestito per almeno 200 anni in continuo l'azienda. Aziende italiane sono famosissime, alcune, cito la Beretta, può essere diciamo aziende nel settore del vino, ma anche nel nostro Veneto la Grappa Nardini e molte altre sono socie. Diciamo che tra Francia e Italia ci sono moltissime aziende di questo genere. Colussi è entrata a far parte di questo gotha aziendale anche per merito della nostra monografia. Da questo punto di vista, nel momento in cui le aziende si specchiano col mondo, avere un'esperienza così lunga serve anche nel mondo, quando un'azienda fa matching, si dice, si incontra con altre aziende, spesso e volentieri è un asset importante anche dal punto di vista degli scambi commerciali. In ultima, io devo ringraziare anche il mondo che ci permette di fare questo tipo di monografia, perché sono monografie fatte, almeno col mio sistema, fatte in maniera multidisciplinare, cioè io non sono né architetto né sono
uno che lavora in editoria, appassionato della storia di Mestre, scrive cose sulle aziende di Mestre di Venezia e di Porto Marghera, ma soprattutto è importante ricordare gli archivi pubblici, perché senza gli archivi pubblici non si potrebbe incrociare i dati, non si potrebbe trovare quelle cose che sono riposte in questi archivi, dall'archivio delle Camere di Commercio all'archivio di Stato, alla Marciana, a tutti gli archivi anche privati delle aziende o meno, e anche il mondo collezionistico, perché purtroppo anche il bistrattato mondo dei collezionisti della carta del Novecento invece è importante, perché spesso e volentieri una pubblicità, un packaging, una medaglia, un pezzo di film, un carosello si trovano presso i privati. E quindi anche questo vorrei anche ringraziare, se vedete qualche immagine sono dell'archivio Mavive Vidal, qualche cosa viene dall'archivio Colussi e naturalmente anche dalla famiglia Zoppolato che è presente oggi con Alvise Zoppolato, che è l'ultimo titolare della Paolini e Villani. Ovviamente altre fanno parte della mia collezione. Allora, voi vedete una prima immagine della proto-Mestre Porto Marghera. Vedete qui un primo intervento che è quello del 1909, dove viene fatto il primo porticciolo petrolifero. Le cose sono già cambiate, Marghera è di là da venire, ma c'è già una grande fabbrica in mezzo alla laguna. Incredibile, ma alle bocche grandi di Bottenigo, vedete questa parte scura, ci ritroviamo già una grande fabbrica e vediamo di cominciare a capire che cosa è successo tra fine 800 e inizio Novecento e come si formano certi nuclei di aziende al di fuori di quello che era poi dopo l'idea della Porto Marghera di Volpi. In questa parte qui si posizionano 3 aziende. Una è un'azienda di concimi, la Cadorin, in quanto il Comune di Venezia sta cominciando ad espellere tutte le aziende, chiamiamole sporche. Questi sono alla Giudecca, trattano liquami per conto del Comune e vengono praticamente accompagnati fuori da Venezia, ma questo è un servizio anche in qualche maniera pubblico, è un contratto col Comune. I Cadorin si posizionano in mezzo alla laguna tra il Comune di Venezia, il Comune di Mira e il Comune di Mestre e scavano delle grandi buche di decantazione e quindi sono tra i primi che si posizionano nel futuro sedime di Porto Marghera. Insieme ai Cadorin arrivano i Sardi, sempre dalla Giudecca, e fanno un po' lo stesso mestiere. Un po' trattano liquami, un po' trattano fosfati, diciamo sono aziende che si posizionano in quella in mezzo alla laguna tra il 1884 circa, con una novità, perché poi successivamente arriva una grande azienda che è la Cita, attaccata alla stazione che tutti conosciamo per il quartiere Cita. Questa è la Cita in costruzione, una foto diciamo poco vista, in cui vediamo un'area agreste dove ci sono già, è una zona di campagna. Quindi una cosa da sfatare è che Marghera era solamente barena, una gran parte diciamo della Marghera poi che vedremo era emersa, era campagna, c'erano viti, c'erano allevamenti di bestiame, eccetera. Andando avanti abbiamo invece il grande industriale che arriva, che è Vogel, dalla Bovisa di Milano, milanese, che già ha esperienza di fabbriche e vedete in alto il primo stabilimento, come vi avevo segnato, in mezzo alle bocche grandi, nel niente, assolutamente in mezzo veramente lì alla barena. Successivamente vediamo lo stabilimento. Siamo fuori da qualsiasi scala diciamo dell'epoca, con un grandissimo stabilimento che poi rimarrà in zona, verrà inglobato da Porto Marghera, ma poi viene ceduto all'Unione Italiana Consumatori, che possiede circa una quindicina di stabilimenti anche all'estero, anche in Tunisia, di fosfati e di comunque di concimi e prodotti chimici, e che possiede anche le miniere di Agordo.
anche perché c'era la pirite, e la pirite tramite dei trattamenti portava alla realizzazione di concimi azotati. E qui naturalmente vediamo la prima azienda che comincia a pensare, anche perché è un saponificio, in qualche maniera è un'azienda sporca anche questa, utilizza ovviamente materie prime che creano disagio alla popolazione, quindi in qualche maniera odori, eccetera. E qui siamo a San Marziale, il primo stabilimento o proto-stabilimento della Vidal, che nasce nel 1900 e che, diciamo, comincia a lavorare insieme anche a un altro saponificio che si chiama Salviati, Ugo Salviati, che si trova sempre a Venezia, ma che ha l'intuizione di spostarsi per primo nella zona della futura Porto Marghera. Infatti, non so se avete presente via Fratelli Bandiera, all'inizio di via Fratelli Bandiera, dove c'è la Vidal e che comunque è all'angolo, diciamo, della superstrada, c'era una latteria e c'era anche una zona agricola dei fratelli Padovan. Questa latteria viene inglobata dentro lo stabilimento, la vedete a sinistra, e i Salviati vendono il tutto, in quanto Angelo Vidal era anche agente loro, e Vidal attacca un pezzo al vecchio stabilimento. Qui siamo, bene o male, nel 1909. A destra della foto vedete una strada, ma non è una strada ferrata, è il vecchio tram che porta a Malcontento e poi porta a Mira, è il Padova Mestre, praticamente con diramazione Malcontenta Mestre. Andiamo avanti, dall'altra parte di via Fratelli Bandiera, che vedete anche qui la parte ferrata con la famosa chiesetta della Rana, abbiamo una fermata del tram e abbiamo una drogheria. Questo è un micro paese che ha fatto la storia di Marghera, lo vedete nella sua interezza prima delle diciamo demolizioni, dopo la sparizione di quello che era un piccolo borgo. Questa è una cartolina quasi introvabile che comunque attesta sempre quegli anni, 1909-1910. Contemporaneamente Volpi pensa in grande e con Cohen Cagli, che è il suo progettista di porti, e avendo interessi nella zona appunto di Antivari, fa progettare da Cohen Cagli un porto molto simile alla futura Porto Marghera, cioè da una parte il porto industriale, dall'altra parte una specie di città giardino. Sono le prove generali di Porto Marghera, siamo nel 1910. È nato questo Porto Franco un po' in antitesi all'Austria, infatti vediamo proprio l'Austria poco sopra, era un po' anche provocatorio nei confronti dell'impero avere un Porto Franco, diciamo così, vicino. Comunque sono le prove generali. Infatti nel 1917, mentre la guerra infuria e da poco è successo il patatrac di Caporetto, a Venezia ci sono 100.000 spollati in giro per le regioni italiane, ci sono invece 200.000 nostri soldati che stanziano tutta la parte della logistica, i lagunari e tutto quant'altro, la terza armata sono tutte qui. In questo momento si progetta veramente Porto Marghera. Questa è la prima pubblicazione, una rarissima pubblicazione che è nella mia collezione, che trovai circa una quindicina d'anni fa, che parla è proprio il concept di Porto Marghera. Cosa vogliamo fare a Porto Marghera? E questo è il primo disegno in assoluto di Cohen Cagli che rivoluziona tutto, in quanto questo non è realizzato, siamo appunto nel 1917, ma ci sono già le linee delle idee di Cagli. Non esiste ancora la zona
progettata poi da Emer, che sarà la città giardino. Molti fanno confusione sul fatto che dicano ma era tutto comuni di Mestre. Attenzione, perché qua si incuneava il comune di Chirignago, si incuneava il comune di Favaro, c'era il comune di Mestre e sotto c'era il comune di Mira. Quindi era una zona interessata sì a Venezia, alla Grande Venezia, ma non c'era solo il comune di Mestre. La zona di cui stiamo parlando è la Cita, che è questa, la vediamo già. Vediamo qui le parti costruite da Vidal, vediamo qui nelle Grandi Bocche abbiamo ancora la Unione dei Concimi, e qui abbiamo la Mestre Padre della Provinciale, che è la via Fratelli Bandiera, la futura via Fratelli Bandiera, o anche chiamata zona rana dai veneziani, perché in maniera un po' imprecisa. Ovviamente le aziende nascono. Come nascono? Si va alla Camera di Commercio, si fa denuncia, anche adesso si apre partita IVA. La Camera di Commercio richiamava spesso le aziende per pagare la tassa annuale, come paghiamo tutti noi che facciamo impresa. In questo caso molte aziende veneziane, chissà perché, sono nate nel Novecento, nel 1911, nel 25, sono diciamo spesso delle circolari della Camera di Commercio che cercavano di far emergere le aziende, non dico dal nero, come si diceva una volta, di far emergere le aziende per pagare la tassa annuale. Quindi andavano a dichiarare quando sei nato, e quindi qui l'azienda dichiara che è nata nel Novecento e quindi bene o male l'azienda parte. Quindi tante volte anche a Venezia, ma anche nel Veneto, si vedono delle date molto simili. Ma come mai sono nati tutti nel 1911? C'erano delle circolari che sollecitavano una regolarizzazione. Questa, scusate, il santo temporale è molto forte, perché non è che vi racconto stasera la storia di queste aziende, ma le agganciamo a Porto Marghera, le agganciamo anche a che cosa è successo dopo. Questa è la Vidal del dopoguerra, del secondo dopoguerra. Naturalmente è stata rifatta completamente, la facciata guarda la stazione di Mestre e naturalmente è un'azienda ormai ben avviata, un'azienda di prodotti chimici, di saponi, aveva rilevato anche un'azienda di profumi, quindi produceva profumi, e quindi si trova nella condizione di prendere il momento buono del dopoguerra e di lanciare nuovi prodotti. E nasce nel 1951 il Pino Silvestre, che noi conosciamo tutti, che è il cavallo di battaglia tuttora anche della Mavive, dell'azienda gestita da Massimo Vidal e dai suoi figli, ma è soprattutto un marchio molto forte, che è nato in quel momento quando c'era una concorrenza molto simile. L'idea del Pino Silvestre non l'aveva avuta Vidal, era presente, anche gli stessi Linetti avevano fatto una cosa simile, ma anche altre aziende italiane e estere si erano approcciate a questo tipo di essenza. Questo è il brevetto. Allora, il discorso è come si va a procedere a fare una storia di impresa, che siano i brevetti, che siano fotografie, che siano film, che sia packaging, che siano prodotti di archivio privato o archivio aziendale o archivio pubblico, che siano prodotti di altre fonti. Tutto viene in qualche maniera incrociato in modo da creare una storia originale che abbia più sfaccettature, che non sia solo una storia fatta da un solo punto di vista. Quindi questo è un po' diciamo il metodo che utilizziamo. E qui vediamo le prime pubblicità, siamo negli anni 50, vediamo una pubblicità natalizia con la prima boccetta del Pino Silvestre. Si riconosce da questa boccetta una similitudine all'acqua velva diciamo, di altri prodotti. Qui c'è stato un piccolo contenzioso, la boccetta copiava un pochettino altre essenze, altre marche, e quindi si decide di cambiare direttamente la boccetta e cambiare il packaging. Qui già però abbiamo
un proto, diciamo, cambiamento dove il tappo è a forma di pigna. Ecco il brevetto. Per cui nel 1952 abbiamo il design che si incunia nel brevetto e comincia ad essere un cambiamento epocale di un prodotto iconico, oserei dire del Made in Italy, se ne parla tanto, e che è l'inizio di tutto. Questo tipo di packaging si evolve in un prodotto già diverso dal primo, dove questa è la brillantina degli anni 50, vi posso assicurare, non me ne vorrà Manno, ma faccio una similitudine un po' scherzosa, è più difficile trovare questi prodotti, vi posso assicurare cose del Novecento, di 70-80 anni fa, magari integri, che non cercare magari documenti del 600, del 700 in un archivio, perché abbiamo un archivio certo, andiamo a fare delle ricerche se le sappiamo fare, ma vi posso assicurare che queste sono veramente cercare un ago in un pagliare. Io che in qualche maniera sto dando una mano all'archivio nato da un anno, da poco più di un anno, della Mavive, stiamo cercando di ricostruire tutti i coordinamenti di immagine dei profumi Vidal. Alle signore, gentili signori, spiego, cioè vuol dire le linee di prodotto. Quindi quando io ho 10 pezzi di una linea di prodotto del 1930, del 1940, trovarli tutti non è così facile. Ecco, siamo nel 1955, ecco nata l'iconica bottiglietta del Pino Silvestre. Quindi da un'idea magari nata male di una bottiglietta simile ad altre, si arriva all'idea che poi arriva fino ad oggi. Ecco il fronte retto del berretto, e questa è una foto Ferruzzi del 1955, vediamo già il prodotto presentato alle profumerie e presentato al pubblico. Ecco, diciamo, la storia di questo profumo che non solo all'epoca ha successo, ma arriva fino a noi a diventare un prodotto che va nel museo francese dei profumi mondiali. Quindi è arrivato pochi anni fa a essere introdotto nel GOTA delle aziende profumiere mondiali, Osmotec, che è, diciamo, la teca di tutti i profumi mondiali. Adesso vediamo a un'altra storia di Vidal, chi non conosce la storia del cavallo bianco. Di questo posso dire che sono stato protagonista di una ricerca che mai avrei potuto pensare di portare al compimento, perché erano passati troppi anni. In questo caso Lorenzo Vidal, il papà di Massimo Vidal, che mi dice sempre che si inventava una saponetta al giorno, ha l'idea di dedicare negli anni 50 una saponetta e la chiama White Horse, con due teste di cavallo, ma certamente il nome White Horse porta a un altro marchio famoso di un whisky, quindi in qualche maniera l'idea di copiare un marchio inglese, tra l'altro anche ben posizionato, dava già da pensare. Però nel frattempo non è che il famoso whisky avesse inventato un brand ipso facto, l'aveva già copiato. Peccato che questo è un marchio che ha 3000 anni. Il White Horse della collina di Huffington, comunque conosciuta come il cavallo della collina di White Horse, esiste da 3000 anni, è del bronzo ed è un marchio, ha voglia che sia un marchio d'epoca, è questo qui. Allora, tutte le storie del cavallo bianco, del mondo dell'idea del cavallo, la freschezza, la potenza, il condottiero, Napoleone, Giulio Cesare che ha il cavallo bianco, vengono anche dall'idea di una collina in qualche maniera di gesso che viene dagli uomini del bronzo, viene scavata per disegnare un cavallo. I White Horse poi in Inghilterra sono stati scavati a immagine e somiglianza di questo cavallo anche nei secoli successivi, anche nel 600 e 700, anche in Canada, anche in America, ce ne sono moltissimi, ma l'idea del whisky è nata da qua, quindi il brand si può dire che è dell'uomo preistorico del bronzo. Quindi la White Horse Hill
chi vuole andarla a visitare mi ha detto che è bellissimo questo posto, racconta la storia di un marchio nel tempo, della potenza di questo cavallo che corre e che viene immortalato già in tempi antichi. Tanto per darvi la prova della fonte, questa è la pubblicità del noto whisky. Questa è fatta negli 67-68 in risposta al carosello del cavallo bianco della Vidal. Ma non è la stessa cosa, perché White Horse è in inglese e cavallo bianco è in italiano, quindi loro in qualche maniera danno una risposta in italiano a quello che poi era un posizionamento di un'azienda che comunque trattava profumi. Questa è la vera scoperta, perché fino a pochi anni fa si credeva che il cavallo bianco fosse un'invenzione di un'agenzia americana e che in qualche modo fosse stato inventato appunto dall'ufficio marketing della Vidal. Era un'idea di Lorenzo Vidal, che tra l'altro è stato il fondatore del circolo di scherma di Mestre, per chi non lo sa, ed ha portato il famoso De Rosa a Mestre. Ma questo è un inciso che volevo fare. Ma soprattutto è Vito Taverna, che sono andato a conoscere, 92enne all'epoca, uno dei grandi sceneggiatori pubblicitari italiani, aveva vinto 2 Orsi d'Oro della pubblicità a Berlino, veramente una fan prodige della pubblicità. Da tempo dichiarava che era lui l'autore della sceneggiatura del Cavallo Bianco. La freschezza, la bellezza del carosello, che è durato 10 anni, il carosello più longevo in assoluto, dal 1967 al 77, ma conosciuto, andato a cercare, lui diceva: guarda che non è la Leo Barnett l'agenzia che ha inventato tutto, ma sono stato io assieme a il regista e a Vidal. E per prova mi tira fuori da una cartellina piccola, lui era di Arezzo, in un paesino vicino a Arezzo, mi fa vedere la sua intenzione creativa. Il suo pezzo è la nascita del Cavallo Bianco, è lo storyboard del Cavallo Bianco che noi abbiamo pubblicato, eccolo qui, dove lui racconta il perché e il come ha voluto questo Cavallo Bianco, firmato da Vieri Bigazzi, altro famoso regista di Carosello, dove questo cavallo, bene o male, è nato con l'idea di un cavallo libero che corre a perdifiato e soprattutto senza cavaliere, cosa impossibile da realizzare perché la SACIS, che era la società di controllo di Carosello, mettiamola così, aveva un accordo con gli autori e con i sindacati dove lo sketch iniziale del Carosello, voi vi ricordate che c'era il Carosello, poi alla fine c'era il codino che si poteva fare la pubblicità solo in quei pochi secondi, ma la parte della scenetta, la chiamavano così, doveva esserci sempre un attore scritturato. Questo è il primo animale in assoluto che fa pubblicità a un prodotto dove la figura umana non c'è, oppure è una figura di contorno, cioè una famigliuola che guarda il cavallo che corre magari sulla spiaggia. Bene, a un certo punto arriva l'Heinkel, che poi acquisirà la Vidal per i noti, diciamo, i noti fatti, ma aveva il Badedas diciamo da lanciare e si oppone del fatto che questo cavallo non doveva esserci messo un cavaliere. Siccome eravamo al momento del triello di Sergio Leone, quindi di famosi western all'italiana, semplice sarebbe stato metterci sopra un famoso attore, non so, un Franco Nero, un Giuliano Gemma, e avevamo fatto un western. Quindi sicuramente l'idea non era quella di fare una pubblicità che fosse legata a questo mondo, ma a una figura mitica, ma nello stesso tempo libera, che girasse nell'ambiente. Gli ambienti sono stati tanti, questo forse il più iconico per noi è l'andata e il ritorno del Cavallo Bianco, pensate di notte, che parte dal Ponte della Paglia, arriva in fondo a Piazza San Marco e torna indietro. Non so come hanno fatto, io gli faccio a Vito, ma come cavolo avete fatto a fare mandare avanti e indietro sto cavallo? E dice: con Vieri Bigazzi ci abbiamo pensato, anche perché all'inizio l'idea era di fare correre questo cavallo a perdifiato. Erano in Camargue,
prendono i cavalli bianchi della Camargue, che sono placidi, buoni, e questi non corrono. Ha voglia a farli correre, vanno in Sardegna, vanno sul Lazio, provano a farli correre, non ci riescono. L'idea è quello di mettere delle cavalle davanti che corrono su un camioncino e il cavallo che gli va dietro. È nato così, diciamo, il trucco. Non credo che, diciamo, a Piazza San Marco non so cosa abbiano combinato. Comunque questa è una famosa foto di Reberschak, famoso fotografo veneziano, che riprende con un'istantanea il cavallo bianco. Ripeto, un messaggio iconico di libertà, di freschezza e all'epoca dirompente per quanto riguarda sia la musica sia naturalmente lo spot. E questa è la parte finale, cioè la parte dell'advertising classico, cioè della pubblicità, e quindi ribaltata sulla pubblicità tabellari di tutte le riviste d'epoca. Naturalmente a questo punto ci troviamo di fronte a un'altra iscrizione alla Camera di Commercio. Ci ritroviamo di fronte a un'azienda altrettanto importante che abbiamo studiato per più di 3 anni e mezzo, che è la Paolini Villani. Io penso che un'azienda così studiata e così in qualche maniera appassionatamente ricercata in tutti i suoi particolari è dovuta a una persona che è qui stasera, che è Alvise Zoppolato, perché al contrario di molti industriali ha conservato proprio tutto. Magari non in maniera ordinatissima, ogni tanto mi tirava fuori un pezzetto, mi tirava fuori una scatola di documenti, mi tirava fuori fino a tirarmi fuori le pizze dei caroselli, eccetera, ma veramente abbiamo potuto ricostruire la storia di questa azienda, che è la storia di tutto il mondo veneziano delle spezie e delle droghe alimentari, che è arrivato come vertice finale a questa azienda, che è stata l'ultima della gloriosa, diciamo, millenaria storia dei droghieri veneziani. Nasce vicino a San Marco, per poi già diciamo, in questo cartoncino c'è un messaggio. Allora noi andiamo sempre a vedere cosa ci racconta un'azienda nell'epoca. Qui c'è un messaggio: droghe polverizzate con un nuovo sistema brevettato. siamo diventati scemi, io e Alvise, a dire: ma cos'era questo sistema brevettato nel 1895, nel 1897, di cui questi si stanno facendo pubblicità? E Alvise mi dice: mi ricordo che mio nonno mi diceva che il mio bisnonno avevano un macinino magico che faceva la cannella come se fosse il talco, talmente era leggera. Ma certamente i racconti delle famiglie hanno sempre una preziosa verità, ma sono raccontate come tramandate, difficile capire. Lo abbiamo scoperto. Tramite un'altra drogheria che aveva acquistato il macchinario abbiamo saputo che la Paolini Villani già a fine Ottocento utilizzava un sistema diciamo di una pressa idraulica che serviva per micronizzare il prodotto. Quindi le tipologie di droghe alimentari, soprattutto la cannella, ma anche i chiodi garofani, i miscugli che facevano le cosiddette dose o le droghe combinate, erano migliori della concorrenza perché avevano questo tipo di trattamento, quindi un'innovazione meccanica che abbiamo scoperto naturalmente andando a cercarci le carte. Questo è il primo stabilimento a Venezia, dove ci ritroviamo uno stabilimento già strutturato a Canareggio, che però non è abbastanza, perché queste aziende chiaramente sia nel campo chimico sia nel campo per esempio già degli insetticidi non potevano lavorare a Venezia, c'erano già delle leggi contrarie sia per gli odori sia per la pericolosità, e quindi l'idea di spostarsi in terraferma era obbligata sia a Mestre sia poi a Marghera. Ora vediamo un'immagine molto interessante, perché non è un'immagine comune. Non so se avete idea di dove siamo. Noi siamo alla fine di via Cappuccina, cioè nel momento in cui uno si andava dritto, si attraversava i fasci dei binari, si arrivava all'altezza di pressappoco di via dell'Elettricità adesso. Quindi tutte le merci, anche tutto il passaggio esisteva ed era raso.
Qui vediamo un'azienda che si è posizionata nella fine dell'Ottocento, questa a sinistra, che è la Odorico Odorico, è un'azienda molto importante di cementine, di cementi, di tubi in cemento, ma soprattutto anche tutti i pavimenti delle villette Liberty di Mestre, moltissime zone a mosaico, eccetera. Gli Odorico erano veramente maestranze molto importanti. Alla fine di questa lunga serie dello stabilimento, vedete un piccolo stabilimento più basso, è la nuova Paolini Villani, che si posiziona esattamente davanti alla Vidal. Dall'altra parte c'è la Vidal, quindi sono gli stessi anni, perché qui siamo nel 1913 circa, e ci troviamo di fronte il posizionamento sempre vicino alla stazione, quindi che fosse da una parte o dall'altra, l'importante è che ci fosse la ferrovia. Eccoci qua in una situazione un po' cambiata, perché ci siamo già posizionati in anni differenti. Possiamo vedere la zona, per esempio, per datarla, la zona delle case dei ferrovieri, quindi è sicuramente successiva al 1912. Questa è la Paolini Villani, qui c'è la Vidal e qui c'è la Città. La cosa importante è vedere questa via qua, che all'epoca si chiamava Vicolo della Bandiera, poi diventata via Cammarcello, e era la zona che si chiamava Bandiera. Io ho combattuto, poi mi sono arreso più di una volta a dire abbiamo una nuova rotonda anonima tra l'incrocio tra via Cappuccina e la rampa, chiamiamola rotonda Bandiera, perché abbiamo perso tutta, diciamo, avevamo lì addirittura era piazza Bandiera negli anni 50, ma nessuno mi ha ascoltato, perché chiaramente questo toponimo sarebbe da conservare. Bene, in questo momento qua abbiamo queste aziende che si posizionano in questa zona molto interessante dal punto di vista commerciale, perché, ripeto, attaccati ai fasci dei binari. Andando avanti, il bel disegno trovato in archivio del Comune di Venezia della Paolini Villani, 1911 il progetto, questo è il fronte, questa è la pianta a U, molto interessante anche perché è uno stabilimento voluto e progettato anche in funzione di una parte degli insetticidi, perché questa azienda, avendo nell'oggetto sociale anche tutto il mondo della drogheria, non solo lavorava le droghe alimentari, ma anche comincia a lavorare nel mondo degli insetticidi. Eccola la foto, diciamo, questa è una foto Giacomelli dello stabilimento appena terminato, che adesso ci sembra molto piccolo, ma all'epoca era uno stabilimento molto, molto interessante. Questo è l'interno, dove ovviamente si lavorano in questo settore, si lavorano appunto le droghe alimentari. Ecco, in alto vedete tutti i vari barattoli che poi vengono fasciati con l'etichetta, e nella carta intestata non metto neanche più Venezia, metto il mio stabilimento nuovo appena costruito, e quindi Mestre ha con il trenino vicino, anche un po' stilizzato, ma certamente anche nelle proprie latte rarissime, sono anni 20, ritrovate in maniera fortunosa in giro per l'Italia. Anche questa è storia di impresa, dove ovviamente la gloria dell'azienda è anche lo stabilimento. Siamo in periodi di guerra, il nome deve essere truculento, perché dobbiamo ammazzare tutte le zanzare. Cosa volete cioè, il concorrente di sterminio era Attila, quindi siamo in guerra, siamo alla prima guerra mondiale, nasce sterminio. Ovviamente anche dal punto di vista del packaging ci sono innovazioni, vedete in mano lui sta utilizzando una specie di soffietto molto innovativo di carta con un piccolo dispenser, si direbbe adesso, di metallo, che spruzza il prodotto. 1926 succede un'altra cosa incredibile per l'Italia, arriva il più grande droghiere di tutti i tempi. Arriva a Venezia, si incontra col bisnonno di Alvise, una stretta di mano, e per 50 anni la Lipton diventa veneziana.
nel senso che se avete bevuto fino al 1990 la famosa diciamo bustina, lo si deve alla Paolini Villani, che diventa anche la sede overseas per l'Italia, rappresentante diciamo e anche per la lavorazione del famoso tè. Qui vediamo anche qui una scatola molto difficile da trovare, dove nella parte bassa potete vedere la scritta in inglese Paolini Villani, ovviamente importatori e distributori esclusivi per l'Italia. Anche questo è made in Porto Marghera, cioè abbiamo aziende che non guardano soltanto al territorio, ma guardano oltre addirittura l'Italia. Arrivano altre nuove scatole e c'è una contaminazione con l'Inghilterra, dove diciamo gli Zoppolato e i Palma, i titolari dell'epoca insieme ai Villani prima, vanno a Londra molto spesso e quindi sono condizionati dal packaging inglese imperiale, dove appaiono scene coloniali. Ovviamente se uno va a vedere le scatole della Lipton con l'elefante sono quasi uguali. Per noi che avevamo un impero già cambia tutto questo mondo di diciamo che ci troviamo davanti dei coloniali che conquistiamo in giro per il mondo. È l'immaginario italiano fatto di animali, di bastimenti, così, che in qualche maniera fa sognare. Però, tornando con i piedi per terra, la brava massaia deve compiacere il proprio marito e i propri bambini, perché altrimenti se no qua dobbiamo prendere per la gola i mariti. Ecco, questi sono i primi omaggi con diciamo, le ricette del come fare con i prodotti della Paolini Villani, per esempio i nuovi prodotti, i lieviti e l'uovo crema che dopo vediamo, dei meravigliosi dolci. Questa già è un'immagine rara perché è di Cignetti, famosissimo illustratore, uno dei migliori illustratori veneti d'epoca. Esistono anche le fiera di Padova, anni 30, viene presentato l'uovo crema, un prodotto innovativo, autarchico, dove non si usano uova liofilizzate, ma un composto che permette comunque, non utilizzando le uova, di fare degli ottimi dolci o manicaretti. Esiste anche l'agenda per la massaia, perché tenete presente che a livello di prodotto si andava a colpire come target sempre la signora che andava a comprare, era sempre il consumatore perfetto, era proprio lei che doveva acquistare i prodotti, e quindi in questo caso sempre attorniata di bambini o col marito voglioso che deve assolutamente accondiscendere per quanto riguarda i prodotti preparati. Naturalmente il bambino è al centro di tutto. Vuoi fare in modo che tuo bambino sia contento, che sia benissimo, preparagli i prodotti, e così facevano anche le altre aziende naturalmente. Lievito Paolini, fate presente, abbiamo censito di queste pubblicità, in questo caso del Lievito Paolini, fate conto, un 150 bozzetti differenti. Ricostruire la storia della grafica degli anni 40 con queste cose non è tanto semplice. Altro bambino, altra felicità, altre cose, cioè deve dare l'idea della gioia, il bimbo sano che sorride alla mamma e che non lo fa preoccupare. Ecco qua un'altra immagine. Scoppia la guerra, purtroppo tutti questi stabilimenti vanno giù con i bombardamenti del 44, la Dorico viene addirittura incendiata, la Paolini Villani va sotto le bombe, completamente distrutta anch'essa, dall'altra parte verso via dell'elettricità c'è un'altra società del gruppo Paolini Villani, che è la ITMA, insieme all'Idea, che viene praticamente distrutta. Questa è un'immagine rara, anche questa del Comune di Venezia, dove c'è il raddrizzamento della via vicinale della bandiera, diventa via Camarcello, quella degli hotel che consideriamo adesso, e ci troviamo nella situazione dove questi sono i rimasugli dei bombardamenti. Ecco la situazione negli anni
fine 60, inizio 70, della Paolina Villani, che è ancora attiva come deposito, ma soprattutto, se non mi ricordo male, è diventata anche per un periodo un camping. Questa è la situazione di una bella foto Borlui dall'alto, questo è il risultato un pezzo della U iniziale che era stato negli anni 30, era stata costruito sopra un secondo piano. Questa è, ormai la Dorica non esiste più, è il tabula rasa dei bombardamenti. Sono gli anni 50, si sta ricostruendo. Questi sono due palazzi a forma di chiglia di nave, ben conosciuti, e qua c'è l'asta di inizio di Via Cappuccina, tutta da costruire. Ecco lo stabilimento prima della demolizione. Abbiamo collaborato con l'azienda che poi ha fatto gli hotel, dove ci hanno permesso di entrare dentro lo stabilimento, fare delle fotografie. Si vede questa parte qua, è la parte più vecchia della U del 1911-13, questo è il rialzo degli anni 30. Questa è la parte prima della demolizione, che somiglia molto alle foto che avete visto con le lavoranti del 1913-14, è esattamente quello stanzone che prima della demolizione avete visto nella foto precedente. Qui io al Vise siamo andati all'ultimo piano e abbiamo scoperto che il tetto era bruciato. Questo è il risultato dei bombardamenti, che erano bombardamenti di aerei inglesi a spezzoni incendiari, quindi più che buttare giù gli stabilimenti, in questo caso erano bombe incendiarie. Abbiamo trovato l'esito del fuoco, quindi che non aveva distrutto il coperto in questo caso. Questa è Via dell'Elettricità, dove era l'altra fabbrica degli Izzopolato, cioè la Itma / Idea, completamente distrutta. Ancora adesso è presente questo caseggiato. Questa è la Itma, è un'azienda legata alla Paolini Villani, che faceva dolciumi, torroni, marmellate, affini. Siamo nel momento clou della ripresa. La Paolini Villani si appoggia, trova a Porto Marghera il vecchio stabilimento del cotonificio, che viene diviso in due, e viene progettato nel 1955 il nuovo stabilimento che è ancora presente, diciamo, ma per altri usi. Nel 1955 viene progettato, e qui vedete il fronte dello stabilimento, e questa è la pianta, grande stabilimento che è arrivato attivo fino al 1990. Finiamo con la Paolini Villani, con tutti i prodotti che produceva. Al centro vedete lo Zampirone, perché Zampironi è stato il marchio rilevato alla Paolini Villani dal papà di Alvise nel 66, e è entrato dentro il portafoglio della Paolini Villani. Tuttora è un marchio registrato a livello mondiale, di proprietà mestrina e veneziana, ed è una delle glorie della nostra Mestre, in quanto in un altro libro, assieme ad altri autori come Rallo, ma vedo qua la Silvana Alessandrini, anche lei coautrice del libro su Zampironi, abbiamo anche in questo caso tenuto questa sì, la rotonda Zampironi ai 4 cantoni. Qui ci siamo riusciti. Gloria per Mestre, gloria per il fatto che non lontano da qui, in via Manin, c'era il premiato laboratorio, che poi si è spostato a Carpenedo, perché acquisito dal conte Soranzo, che l'aveva spostato all'altezza pressappoco del vecchio monastero di clausura, adesso chiuso. Quindi la storia di Zampironi non ve la sto a raccontare adesso, ma è la storia di un grande marchio italiano che è costante nel tempo, forse uno dei marchi più conosciuti a livello nazionale e internazionale. Migliorini, che fu un grande linguista italiano, disse negli anni 20: guardate, ci sono alcuni marchi italiani che rimarranno nel tempo. Uno di questi è Zampironi. Tanto che il marchio Zampironi è stato in qualche maniera utilizzato anche per significare qualche altra cosa. Accese lo zampirone e scoppiò la bomba, oppure sei uno zampirone, sei uno un po' pesante. Scusate, spero di non esserlo io stasera, ma diciamo dal punto di vista linguistico anche marchi molto famosi come il Vulcano,
che adesso si usa meno, si usa dire accendo uno zampirone. Quindi in qualche maniera il nome di Giobata Zampironi è diventato un brand come il marchio Biro, come potrebbe essere Brugola o altri. Passiamo al terzo esempio, in questo caso Angelo Colussi. Ci abbiamo messo 4 anni di ricerca. Il compito era di capire fin quanto si poteva andare indietro nella storia di questa famiglia e nella storia di questa grande produzione di biscotti che ci trovavamo davanti. Fino a 6-7 anni fa sul packaging di Colussi c'era Colussi 1911, perché l'azienda qui a livello, diciamo, di domanda in Camera di Commercio, quella è la data dichiarata, lo vedete, mette data di inizio dell'esercizio dichiarata in altro anno, proprio per quello che dicevo prima, perché erano delle regolarizzazioni. Noi siamo arrivati a chiamare il libro, a titolare il libro Colussi 1791, una ricetta di famiglia, perché il capostipite che abbiamo preso come via di mezzo di questa famiglia, che va indietro anche di altri 100-150 anni in questo tipo di lavorazione, va nella zona di, diciamo, di Canareggio, in Lista di Spagna, e in Rio Terra San Leonardo. Qui siamo in una zona diciamo di una corte interna del magasin, detta del magasin, dove praticamente aveva la sua attività. E quindi a questo punto noi andiamo avanti e ci troviamo successivamente Angelo Colussi, dopo varie vicissitudini e vari passaggi, ci ritroviamo nel 1900 appunto a trovarci in un altro mondo, dall'altra parte di Venezia, a San Vio, in Fondamenta Venier, dove Angelo Colussi ha, insieme ai fratelli, guardando in faccia questo palazzo bianco, ha le attività di fornaio e di biscottiere. Lui all'interno di quel sottoportico dei Leoni nasce il suo biscottificio. La Colussi nasce qua. Al 718 di San Vio, scusate, e lui con questo piccolo biscottificio passa la prima guerra mondiale tra varie traversie. A un certo punto, dopo la prima guerra mondiale, il salto, grande biscottificio, trova un'area dismessa e bombardata nella prima guerra mondiale, che è tra Rio Santa Caterina, questo è il palazzo ex Zanardi, e la parte interna che è molto, molto malmessa. La risistema e fa un grande stabilimento per l'epoca, siamo negli anni 30, questa è l'entrata, uno stabilimento notevole per l'epoca, con grandi aree anche di respiro. Questa è la parte di entrata, anche con la ciminiera, e questa è la lavorazione con il primo forno elettrico acquistato. Si vede molto, siamo vicini ai stessi modi di vedere, di lavorare, stessi operaie da una parte e dall'altra, sono anni ruggenti, e andando negli stabilimenti gocciolanti, vecchi e abbandonati, si trovano anche delle cose incredibili. Una cassetta pesantissima, io e Simone a un certo punto la tiriamo fuori dal vecchio stabilimento di Vittorio Veneto, ecco lo splendore. Marchi di stampi di biscotti a mano degli anni 20, come all'epoca facevano i biscotti prima delle macchine automatiche. Veramente una scoperta da questo punto di vista, poteva essere stata buttata, regalata, eccetera, invece abbiamo trovato una quarantina di queste cose ripulite, fotografate da Peccozzo, un famoso fotografo di moda milanese. Ecco il risultato. Vediamo appunto le stesse tipi di lavorazione. Colussi fa una cosa differente, non si sposta con lo stabilimento a Marghera o a Mestre, lui apre negozi. Apre una quarantina di negozi tra fine anni 20 e anni 40, questo forse è il più bello, il più iconico, un negozio che terrebbe anche oggi a Venezia, che è fatto con grandi firme, da Venini per quanto riguarda l'illuminazione, il neon è della società Neon di Milano, quindi ci sono vetrine di grande spolvero, siamo a San Grisostomo a Venezia,
ecco l'inaugurazione. Ecco, ogni volta che Angelo Colussi apriva un negozio era una festa, perché era veramente un evento. Siamo negli anni 30. Scusate, ma siamo a Mestre, io vi devo far vedere delle foto che anche non sono nel libro, perché a questo punto alla mia città devo un tributo. Anche Angelo, perché c'è un legame con Mestre? Perché forse uno dei più bei negozi dell'epoca era davanti al Duomo. Tutti conosciamo l'angolo di Mestre, questa è l'inaugurazione serale con tanti mestrini che fanno festa al negozio appena inaugurato. Eccolo qua con i camioncini e con tutto quello che è la festa di questa nuova pasticceria, bottiglieria, appunto in bocca di piazza. Davvero, diciamo, per me, raccontando queste cose, sentendo i mestrini che mi raccontano dei veicoli rotti comprati nei negozi, di quello, tutte le storie di famiglia che ho goduto a sentire dai veneziani, dai mestrini, sono veramente commoventi. Ecco il negozio, ma il salto in terraferma è un caso, ma avviene a Vittorio Veneto. Quindi il Colussi Angelo compra un biscottificio invece praticamente funzionante, tutto pronto a Vittorio Veneto, perché è in fallimento. Bosetto era un biscottiere che aveva fino all'epoca fatto forse un salto un po' troppo lungo, aveva lasciato, e quindi ecco il nuovo stabilimento alla fine degli anni 30 che porta a Vittorio Veneto e si salva dai bombardamenti, perché un caso, il fatto non aprire a Porto Marghera o a Mestre ha significato salvarsi nella prima e anche nella seconda guerra mondiale. Ecco il nuovo stabilimento degli anni 50, viene progettato un grandissimo stabilimento per l'epoca, tuttora presente diciamo sul territorio. Lo progetta l'architetto Marino Meo di Venezia, amico di famiglia, ed ecco la realizzazione. È lo stabilimento che conosciamo noi adesso, che è chiuso nel 2008. Ritorniamo a Mestre. A inizio degli anni 50, foto Ferruzzi, inaugurazione in via Piave. Anche questo è voluto uno dei più bei negozi d'Italia, vi posso assicurare, li ho visti tutti, tranne i negozi di Venezia e il negozio forse di Trieste. Questo veramente è molto 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 raffinato. Questo è l'interno, il giorno dell'inaugurazione. Non ho parole, una commessa all'americana, vi posso assicurare, questa foto lo dovevo mettere perché era troppo bella. Quello a sinistra, quel signore a sinistra sembra un Al Capone messo così, ma comunque diciamo che è una foto carina che ho voluto mettere. Allora, Colussi, andiamo al veicolo. Non potevo parlare d'altro che del biscotto iconico di Colussi. Dico di Colussi volutamente perché di Colussi non è. Quando io ho detto sì la prima volta ad Angelo Colussi, lei lo sa, vero, che i veicoli sono tradizione nostra e gloria nostra fin dai secoli passati, sì lo so. La cosa importante di Colussi è che ha fatto diventare importante il biscotto in tutto il mondo, e la pubblicità che ha fatto, il packaging che ha fatto, il brevetto poi dopo che ha depositato. Ma questo rarissimo documento, un libro trovato alla Marzana, racconta invece una storia diversa, racconta la storia delle gallette, del biscotto dentro le nostre galere, che è conosciuto in tutto il mondo, in tutte le marinerie, perché è il migliore in assoluto. Addirittura ha venduto anche ai genovesi. Un biscotto fatto dai pistori tedeschi all'interno dell'arsenale, controllatissimi, e naturalmente con una ricetta segreta che muore con la caduta di Venezia. L'ultimo pistore tedesco non lo dà ai francesi, non lo dà a nessuno, e muore con lui. Quindi questo biscotto, che è estremamente disidratato, che veniva dato in cassette di legno alle nostre galere, si chiamava anche pan da munizione,
e veniva utilizzato, al contrario di molti che credevano, si prendeva e si mangiava così, no, serviva per fare delle minestre, si chiamava in veneziano il frisopo, era una minestra che veniva mescolata con un po' di tutto quello che trovava il marinaio, poteva essere un po' di uvetta, un po' di aceto anche mettevano dentro quello che trovavano, e questo frisopo era una minestra energetica sia per il soldato sia per il rematore. Però la diciamo, particolarità di questo biscotto era la tradizione nei secoli passati che arriva fino ai romani, che utilizzavano questo tipo di biscottatura, cioè biscotto 2 volte, perché era un pane che si conservava nelle loro navi ed era il pane nauticum, che era a forma di ciambella. I romani impilavano queste ciambelle in un bastone e così non si perdevano e venivano impilati facilmente. Ma come nasce il baicolo? Qual è il collegamento tra il baicolo e questo mondo del biscotto, del pan da munizione? È la componente zuccherina, nel senso che già nel Settecento si presume, perché non abbiamo trovato tracce, probabilmente anche prima, nelle diciamo cambuse dei capitani, probabilmente il fatto di utilizzare questo biscotto con una componente zuccherina da intingere nella malvasia o nel rum era già un uso da secoli. Nell'Ottocento diventa un uso da buoni salotti e quindi va a sostituire il biscotto all'inglese, che era richiesto moltissimo dai turisti del Grand Tour, francesi, inglesi, tedeschi, che arrivavano a Venezia. Ma il brevetto l'abbiamo scoperto di un'azienda ottocentesca che è nata e vissuta circa 3 anni, però che aveva depositato, la Bolafio e Levi aveva depositato il brevetto del nome e probabilmente di una ricetta, ma è durata poco. Però questa è la storia, nel senso che andando a cercare nell'archivio della Marciana, andandosi a spulciare tutte le guide commerciali di Venezia, siamo arrivati a scoprire che c'era anche questo documento. Questo invece è il brevetto della Colussi, che viene brevettato successivamente, soprattutto diciamo la forma della dama e del suo cicisbeo, chiamiamolo così, che gli fa la corte. Questa è fatta da un grande illustratore che è Emca e che diventa l'icona della scatola che ormai identifichiamo col biscotto. Questa è una foto Ferruzzi del dopoguerra. Andiamo avanti, vi posso dare un'altra informazione perché tutti me la chiedono, poi dopo io dico questo, la famoso cartiglio all'interno della scatola, non si sa chi l'ha fatto. DV non vuol dire niente, qualcuno ha detto Diego Valeri, non può essere stato lui, si parla del 1911-1912, molto probabilmente abbiamo trovato con degli studiosi che mi hanno dato dei consigli, ma potrebbe essere, diciamo un altro autore, potrebbe essere Riccardo Selvatico. Gli anni sono gli stessi in quanto l'inizio, l'input della frase non è a sto mondo è utilizzatissima nelle poesie e nei fraseggi, sempre in quel momento in una pubblicazione di Selvatico, proprio è un modo di scrivere di Selvatico. Quindi abbiamo pensato con altri autori più bravi di me che fosse uno storpiamento di Angelo Colussi, che poi alla fine lui era magari appassionato di Selvatico, abbia letto quello che scriveva e quindi questo no che a sto mondo, ripetuto più volte nelle poesie e nei pezzi di Selvatico, sia un'intuizione poi pubblicitaria. Eccolo qua, andiamo avanti. Vi faccio vedere solo un pezzo, quello in basso è una rarità assoluta, mentre quello sopra si può comprare su eBay a 10 euro, è stato ristampato tante volte, è un originale degli anni 30 trovato in una collezione mondiale di un collezionista che poi è andata all'asta, ce la siamo aggiudicata, era l'unica di 20.000 ventagli. Scusate,
sono andato un po' magari di corsa, ma mi voglio fermare un attimo su una cosa particolare, cosa vuol dire avere un archivio. Quando noi siamo andati a Petrignano d'Assisi, dove c'è lo stabilimento principale adesso della Colussi Group, che io avevo già visitato 40 anni fa per motivi di lavoro, avevo scoperto che c'era un archivio di 1 chilometro e 200 metri, ma non sapevo cosa c'era. Sulla mia insistenza di vedere questo archivio, alla fine, passando giorni a vedere questi scatoloni, perché erano scatoloni enormi, salta fuori di tutto, saltavano fuori tutte le campagne pubblicitarie, tutti i packaging degli ultimi 60-70 anni, tutti gli autori, tutti gli illustratori. Mi è saltato, e questa è una scoperta personale perché è stata un'intuizione, nel momento in cui ci troviamo di fronte a tantissime cover di scatole, perché come funzionava? C'era la scatola di latta e aveva due possibilità, una più costosa, una litografia diretta sulla latta, oppure meno costosa, per i droghieri, un cover di carta colorato che poi dopo veniva rilavato, perché c'era un'economia circolare, devo dire anche molto intelligente da parte dell'azienda, che ritirava dal droghiere la scatola vuota, la rilavava, la puliva e ci rimetteva sopra l'etichetta nuova. Questi cover venivano dati da illustrare a grafici che capitavano o meno. Incuriosito da questo tipo di immagine, chiamo Andrea Tomassetti, che è un grande antiquario che fa mostre di grande livello, gli faccio vedere ad Andrea questa immagine e poi quella ancora più iconica che è la copertina del libro, e dico: guarda, c'è scritto Dradi e Rossi. Dice: Massimo, Dradi e Rossi, ma sai chi sono? Ecco, Dradi e Rossi sono nel 1932, queste sono due assolute primizie, nel 1932 disegnano per Colussi questi due cover, devo dire completamente più fresche e più belle di quello che poteva essere la grafica dell'epoca, che già risentiva di stilemi vecchi di 20-30 anni precedenti. Dradi e Rossi sono i fondatori nel 1933 di Campografico, una delle riviste più innovative dell'arte grafica, che si rifà un po' a Bauhaus, si rifà un po' a tutte le sperimentazioni dell'epoca, e fino alla fine degli anni 30, quando chiudono, sono veramente una ventata di novità per l'Italia. Rossi se ne va poi in Argentina, Dradi diventa negli anni 50 capo della Triennale. Chiediamo alla fondazione dedicata alla sua memoria, al suo archivio, eccetera, e anche per loro questi sono due assoluti novità, e quindi la copertina del libro è stata scelta proprio per dare forza, diciamo, a questa immagine. Ovviamente per quanto riguarda questo tipo di incroci di competenze, certe volte bisogna avere anche tutta una rete di conoscenze che portano sia nel campo della grafica, sia nel campo del storico, sia così, proprio per questo lavoro di tessuto del racconto, che deve dare tutte le informazioni, ecco perché ci mettiamo 4 anni per fare un libro, al pubblico e al lettore. Grazie. Ringrazio, penso a nome di tutti, Massimo Orlandini per le notizie che ci ha dato, veramente, non c'è bisogno che le riassuma io, eccetera. E abbiamo fatto un po' tardi, ma valeva veramente la pena. Forse c'è lo spazio per 1 o 2 domande, ma una ne vorrei fare subito io, poi magari passo anche il microfono a Cristiano. Sono rimasto colpito da tanti aspetti, ma uno in particolare che mi ha veramente sorpreso piacevolmente, è che insomma noi facciamo storia, spesso facciamo storia di luoghi, qui invece abbiamo sentito una storia di persone, di uomini, no? E soprattutto di imprenditori. E quello che mi ha colpito è la vastità di conoscenze di queste persone, perché poi tutte le immagini
dalle fabbriche, gli architetti, le iniziative, i brevetti, le macchine per la produzione, la grafica per la pubblicità, cioè, tutte queste cose poi passavano al vaglio di questi imprenditori che per forza di cose dovevano avere una vastissima cultura. Basti solo pensare a, non so, per esempio all'arredo dei negozi, ma anche le ultime immagini che ci hai fatto vedere, che non sono fatte così, vengono chiamati i migliori sul campo, perché c'è la convinzione, e questo è un fatto antico, della potenza delle immagini, no? E quindi in questo caso da applicare in campo industriale. Questo mi ha colpito tantissimo, vorrei magari che tu magari spendessi due parole. Poi se vuoi volevi fare una domanda anche tu? Ecco, allora mi fermo qui e poi se c'è qualche mano alzata per un paio di domande. Io posso dire che sono dei giganti, sono aziende che hanno veramente aperto delle strade anche nuove. L'imprenditore dell'epoca, mi piace ricordare per esempio Ercole Marelli, di cui il professor Mario Magagnino ieri ha presentato alla Bredense la storia con un libro. Questa era gente che aveva un'apertura di idee, un'apertura verso l'esterno, del bello, del ben fatto, dell'orgoglio di fare una cosa fatta bene, che portava necessariamente alla bellezza. Per cui anche che fosse un prodotto industriale, c'era la personalità dentro il prodotto del titolare, e questo era profondamente anche italiano, perché il bello, il ben fatto, l'idea dell'orgoglio di produrre bene, fare bene, era insito in questi imprenditori. Non dico che non ci siano anche adesso, ovviamente, però era un mondo, quello del Novecento, dell'inizio del Novecento, di veramente progettato e visto verso il futuro. Si sceglieva il migliore degli illustratori, si sceglieva la strada magari più costosa ma che portasse a un prodotto migliore, innovativo, certamente magari non con i mezzi che avevano altre società straniere come Lipton per esempio, che era un uomo che nel 1887 aveva 400 negozi monomarca. Impossibile pensare una cosa del genere, però certamente c'è un aspetto molto italiano su questo discorso, anche nel mondo alimentare, cioè un legame col mondo alimentare per esempio l'arte di insaporire i cibi con la Pauline Villani, unico, cioè l'idea che il cibo deve essere trattato in una certa maniera, quindi io quello che produco mangio, non so se mi sono spiegato. Una domanda, lascio il microfono un attimo a Cristiano che la fa al volo e poi la porto al pubblico per l'altra domanda. Buonasera, mi ha colpito l'intervallo temporale molto, molto ristretto, una quindicina d'anni a cavallo dei 2 secoli, in cui tutte queste iniziative, soprattutto nella chimica e nella conceria, si sono sviluppate. A suo giudizio c'è un motivo per cui in quel momento c'è stato questo, diciamo, piccolo boom industriale? Cos'era? La disponibilità di macchinari che prima non c'erano? La disponibilità di energia elettrica relativamente a buon mercato o semplicemente, non so, motivi finanziari? Cioè, come mai alla fine dell'Ottocento nel Veneto, cioè anzi nel veneziano, si è scatenata questa cosa che non è banale? Assolutamente. Costruire in mezzo all'acqua non è una cosa che fai così. Le do una risposta mia per quanto riguarda la mia esperienza. Allora, io penso che il fatto che questi industriali abbiano cominciato a frequentare gli Expo, teniamo presente che nel Novecento c'è l'Expo di Parigi, che è molto importante, ma abbiamo anche Milano nel 12, tutto il mondo delle manifestazioni, dei premi dati alle aziende che innovavano. Questo ha portato a una competizione di innovazione spinta.
Il fatto di utilizzare anche macchine tedesche o francesi, confrontarsi con varie lavorazioni, per esempio nel settore della cioccolata erano molto avanti i tedeschi, i francesi, quindi assumere, i veneziani andavano a capire come trattare la cioccolata con nuovi sistemi, il macinino che ho detto prima, è frutto di una competizione industriale ma anche della pace. Cioè il fatto che l'Europa, che per un certo numero di decenni si sente tranquilla, il commercio, le industrie, eccetera, prosperano. La cesura la vediamo nel 1914 quando succede il patatrac, però c'era appunto il discorso del futuro, del progettare, era una corsa verso il futuro notevole e quindi anche un mondo, diciamo, che positivo, che vedeva le cose in costruzione. Non perché io lavoro nel mondo delle fiere, ma di fiere internazionali, ma il momento in cui si incontrano le aziende a livello mondiale internazionale e andare a aprirsi al mondo significa per le aziende veneziane e venete un grande diciamo spinta. Io da poco ho fatto una scoperta, questa scoperta probabilmente genererà un convegno. Io ho scoperto che il Made in Italy, per esempio, è nato in Veneto, primo, non è nato nel Novecento, ma è nato nell'Ottocento, perché un mestrino veneziano che è Guglielmo Berchet, famoso studioso e legato all'Istituto di Scienze delle Lettere e Arti, a un certo punto fa una scoperta, parla di un'azienda che si chiama Ferrari, Enrico Ferrari, che impianta un'occhialeria a Calalzo, e che per la prima volta nel 1897 parla di Made in Italy iscritto su un lavoro scientifico. Dice, benedetta questa occhialeria che invece di spacciarsi per prodotti tedeschi o francesi scrive Made in Italy su ogni suo prodotto e lo spedisce in giro per il mondo. È una scoperta che sta facendo un po' il giro d'Italia. Perché questo? Perché la Ferrari poi diventa Safilo. Cioè è la prima azienda che da frescura, i primi produttori di occhiali, passa a Ferrari, da Ferrari a Carniel, da Carniel ai tabacchi, alla Safilo. È l'inizio dell'occhialeria e fatalità, un'occhialeria che esportava in tutto il mondo col Made in Italy nel 1897, in Veneto. Penso di aver dato un'altra risposta. Altre domande? Io vorrei solo fare una domanda prima della chiusura, molto rapida. Cioè, è il fascino del racconto del passato, di un lontano passato, anche emozionale, perché ci ricorda anche la nostra gioventù, probabilmente in alcuni casi. E mi domando sempre, di fronte a queste proposte interessantissime, cioè, la nostra contemporaneità è in grado di produrre analoghe prospettive? Io sono sempre positivo perché il mio lavoro, come dicevo, mi ha portato a conoscere imprenditori di tutti i tipi. Ho lavorato in tutta Italia, in tutti i settori, per motivi editoriali, e quindi conosco gli imprenditori. Conosco l'Italia e tutte le filiere. Posso dire che io ho fiducia perché l'Italia, non dico che sia inaffondabile, però la creatività in tutti i settori merceologici che tuttora vedo sono la sicurezza che l'Italia ha un futuro. Perché veder combattere diciamo, a mani nude in certi casi gli imprenditori e riuscire a farcela in mercati così difficili dipende proprio da quello che si guardano, quello che hanno dietro. Cioè c'è un DNA che non è scomparso. Anzi, io ho fiducia proprio per questo. Abbiamo una grande Italia manifatturiera che nonostante tutto va avanti. Grazie, molto bella la risposta. Mi è piaciuta. Bene, grazie. Bene, abbiamo finito. Grazie a tutti voi per la vostra partecipazione e un grazie veramente di cuore di nuovo a Massimo e a quello che ci ha raccontato. Grazie, buonasera a tutti. Vi ricordo mercoledì prossimo la conferenza sulle premianti del Premio Maestri di Pittura con il sorteggio delle gift card offerte da Insmercato, che sono questo omaggio che noi vogliamo dare a chi ha partecipato alla giuria popolare. Arrivederci a mercoledì, grazie.